nel momento nel quale c'era la massima crescita dell'export italiano in Russia, anche questi primi 3 mesi del 2014 con i dati Istat, ICE, noi abbiamo un ulteriore 3% di crescita dell'interscambio. Abbiamo purtroppo questi effetti negativi che si iniziano a fare sentire su alcuni comparti che sono molto importanti per l'economia italiana e per l'economia veneta in particolare. L'importanza strategica del mercato russo per l'export e per le collaborazioni industriali è talmente importante. Noi abbiamo, come dicevamo stamattina, oltre 10 miliardi di export in quel paese e tante collaborazioni industriali, quindi tanti investimenti italiani in quel paese, che necessita di grande attenzione, di grande tranquillità, di grande anche capacità di visione nel medio-lungo periodo su cui bisogna lavorare senza esacerbare le difficoltà e i pericoli di questo tipo di situazione. Quello che è emerso dall'incontro di oggi è continuare su quello che è il tavolo politico a livello nazionale, a livello europeo e internazionale. Continuare anche a ricercare, diciamo, quelle risorse necessarie per ristorare i danni che subiscono i nostri produttori, cercare di mettere insieme un patto tra la grande distribuzione e le nostre produzioni in modo che sia consumato veneto e sia consumato prodotto italiano, cercare poi ulteriormente di rivedere le nostre filiere dell'agroalimentare per essere più forti sui mercati e percorrere anche altre vie commerciali al di fuori della Russia. La gente si aspetta dalla politica un intervento diretto per sostenere le nostre produzioni e si aspetta anche che noi sosteniamo la tesi italiana in Europa e non che siamo sudditi di un'Europa che non sta facendo gli interessi del nostro Paese.